Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su FIFA 14 ragazzi, adesso previsione di Real Madrid-Juventus, noi siamo la Juventus chiaramente che sono milanista, però in Europa bisogna tifare per le italiane. Vai, la Juve dopo un girone abbastanza complicato, deve assolutamente vincere contro il Real. Dopo due pareggi clamorosi con Copenaghen e Galatasaray. Andiamo che dira, Sami che dira, dovevano giocare in contropiede oggi. Vediamo Arbeloa. Bellissima sta della Juve gialla, mi piace troppo. Pirlo alla grande per Asa. Io vedrei che riscattare una prestazione sconcertante nel secondo tempo contro la Fiorentina, anzi sono stati 15 minuti di fuoco perché veramente non abbiamo capito cosa è successo ai franchi. Bonucci. Vai Bonucci. Purtroppo il Milan ha perso col Barcellona nell'altra previsione, ma insomma era abbastanza chiaro. Se la Juve se la può giocare con il Madrid perché sto Madrid non mi sembra indescrivibile. Asamoah, l'Oriente, l'uomo amato dalle donne ragazzi, l'Oriente, bravissimo, attenzione, se ne va però non deve crossare lui, cazzo, attenzione di testa e c'è il gol. Carlitos Tevez, lui non è amato dalle donne ma segna sempre, grande Carlitos. 1-0 Juve, Juve parte alla grande a Santiago Bernabéu, ammutolito ragazzi. Ancelotti è scioccato da questo inizio della Juventus, 12 minuti, Real 0, Juve 1. Carlos, Apache, Tevez. Isco, Tevez, la Juve partita alla grande, Andrea Pirlo, l'inventore di gioco ragazzi, Trilli, campanellino Pirlo. Recupera però che dire, vai Bagno Schiuma Vidal, c'è... vede Carlitos, la Juve scatenata, Carlitos, Tevez, 2-0, una sola squadra in campo, 17 minuti, Tevez, e anche Benzema, fatti i complimenti a questa Juve. Attenzione, ma che cazzo succede al Real ragazzi, Tevez, non ci voglio credere, ma che cazzo succede a sto Real, Tevez, recupera qua bene Marcelo, per Diego Lopez. Arbeloa vede Pepe prova l'Oriente, mamma mia l'Orrente, o come cazzo si dice, a me piace di più l'Oriente, però è l'Orrente in realtà. Cristiano Ronaldo, attenzione il Ramendi, attenzione, ai, ma recupera bene la Juve, no, cagata Juventina, non ci credo, c'è il gol, pazzesco gol di Karim Benzema. I problemi della Juve di quest'anno di fila sono incredibili. Real 1, Juve 2, mamma mia che partita 25esimo, già 3 gol, altro che Milan-Barça. Attenzione, l'uomo che piace alle donne, l'Orrente, la prova a mettere ancora in mezzo, ma non deve crossare lui, cazzo. Pogba, prova il tiro da fuori, Vidal, ma recupera Diego Lopez. Mamma mia che partita al Santiago Bernabéu, attenzione ancora Real, Ronaldo, Cristianino, CR7, attenzione, CR7 ma recupera la grande Paul Pogba, e capo cagata Juventina, recupera Isco, Pirlo, l'inventore Pirlo, Trilli, campanellino Pirlo, nel dribbling dura con Gareth Bale, si è visto poco però finora Garettone, Ronaldo, c'è Ronaldo grande, Carlitos Tevez, L'Orrente, ma recupera Pepe. Bale, Gareth, Asamoah. Vai Pirlo, non sei veloce, vai una tecnica mondiale. Va, attenzione, ancora per Pirlo. Ancora Real però, che recupera. Tevez, Carlitos prova un tiro impossibile, brutto tiro della Pascia. Che bello che è Tevez, proprio un bell'uomo. Diego Lopez, per rinvio per il Real Madrid di Carletto Ancelotti. Bravissimo Pirlo, ma la può recuperare il Benze. Occhio al Benze.
grandissima Bonucci, splendidamente splendido, ma poi perde palla la Juve, ma la recupera. Attenzione Tevez per Loriente, Loriente prova il tiro, fuori di Loriente, mamma mia. Ah, Loriente. Ocio a Isco, gran giocatore Isco, attenzione a Isco, porca puttana, fermiamolo, grazie. Vai Juventus, niente da fare, recupera ancora Real, ma ancora Tevez. Vai Carlitos, mamma mia. Diego Lopez, buon rinvio. Bale, garettone Bale. No, ancora Bale, attenzione a Bale. Occhio al garettone, mamma mia. Fine primo tempo. La Juve è strepitosa nei primi 20 minuti, poi però è uscito un po' anche il Real. Allora facciamo qualche cambio. Proviamo l'uomo altissimo. E basta, dai. Così mettiamo un po' di velocità. Attenzione, Ilar Mendy, Benzema, Karim, Isco, Ronaldo, c'è il 2-2, incredibile, da 2-0 a 2-2, questa è Real Madrid, ragazzi. Attenzione, fantasmi per la Juve, stile Fiorentina, non ci voglio credere, che partita, ragazzi, che è venuta fuori. Vidal, bagno schiuma Vidal, Vidal per Tevez, che ha fatto Tevez, non ci credo. Vidal per Tevez, strepitoso, e para Diego Lopez, incredibile. Non è molto fortunata in questo periodo la Juve, però Isco per Bale, Isco per Garettone, grandissimo Asa per Giovinco. Vai Sebastiano, Giovinco, vai Sebastiano mio. Ah, fuori, vaffanculo, va nano del cavolo. Ah, Dio mio. Bale. Che dirà? Sergio Alberos. Ilar Mendy. Ronaldo. Isco. Bravissimi ragazzi, andiamo. Sami Khedira. Ancora Reale, Ronaldo. Marcellino, pane e vino. Occhio a Marcelo. Per Ronaldo. Incredibile però la Juve, è stata rimontare ancora 2 volte, porca mignottona. Sergio Alberos. Attenzione a Isco, deve recuperare qua Bagnoschiuma, Vidal, bravo Bagnoschiuma. Vai, occhio. L'ultima previsione che ho fatto l'ho azzeccata in pieno. 2-0 dell'Inter contro la Viola. 2-0. Sì, non proprio il risultato perfetto, però ho azzeccato almeno il risultato finale. Vai, attenzione Bonucci, vai Bonuccione. Sergio Ramos. Che dire? Occhio Benzema, occhio che Babbaro. Bale, occhio a Bale, che 2 Bale, vai, grande Buffon. Che però sul gol di Bale un po' come con Giuseppe Rossi, un po' lento. Non è più il Buffon di una volta, purtroppo. Vai Gianluigino, 74esimo, incredibile partita, 2-0 per la Juve, rimonta del Real. Questa Juve ha problemi in difesa, ragazzi. Ronaldo, ancora Real che tenta sulla vittoria, ragazzi. Ancelotti comunque è sempre sulla lente di ingrandimento, non sta giocando benissimo sto Real in questa stagione. Attenzione Giovinco, recupera molto bene ancora il Madrid. Pepe, l'uomo dei 1000 falli per Marcelo. Modric, lucchetta, ma fermiamo sto coglionazzo Modric, per cortesia, bravo Pirlo. Ancora Juve, Paul Pogba per Sebastian Giovinco. Pogba,
Bravo Paul per Giovinco, dai cazzo, ne hai fatto una minchia finora. Vai Giovinco, vai Giovinco, vai Giovinchino, vai Giovinchino. Giovinchino la mette in mezzo, ma Diego Lopez recupera con una buona parata, con un buon intervento. Asamoah deve recuperare, bravo Asa, invece no, Angelo Di Maria, l'Angelo Di Maria ma recupera, Asa, vai Asa, Andrea Pirlino per Giovinco. Giovinco vede la grande Vidal, ma di poco, mamma mia! Diego Lopez ha rischiato tantissimo in questa circostanza. Un altro pareggio per la Juve qua, Vidal di testa, e Giovinco di testa, ragazzi. Giovinco sta alla testa come una pornostar sta alla chiesa, Dio santo. Dai Modric. Bravissimo Pirlo, bravissimo. Dai, all'ultimo respiro invece finisce qua 2-2, ragazzi, la previsione di Real Madrid-Juventus. Ragazzi, nella realtà secondo me la Juve ce la può fare, perché sto Real non mi sta entusiasmando, la Juve comunque è una signora squadra e secondo me può fare un risultato. Prevedo forse un 2-1 per la Juve, ma vediamo, insomma, non si sa. Fatto sta che comunque la Juventus rispetto agli altri anni ha la difesa un attimino meno solida. O diciamo che se una volta prendeva 3 tiri 0 gol, adesso prende 3 tiri 3 gol, ecco, questo diciamo è il discorso. Però in Italia secondo me è ancora la migliore, anche se sta Roma, ragazzi, sta veramente giocando un buon calcio, difesa solidissima e quando si trova in porta è sempre gol. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano. Prossime previsioni, vi farò un po' di previsioni visto che me le avete chiesto in tanti, le previsioni comendiane, e vediamo Milan-Barça 1-0 Barça e Real Juve 2-2, vediamo se azzecco qualcosa. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!